La città di Favara festeggia e onora San Giuseppe, il santo più amato, nella tradizione popolare e nella religiosità che da sempre contraddistingue il legame della città di Favara con il patriarca. Ieri nella chiesa del Rosario il primo incontro tra i vecchi e i giovani per continuare nella tradizione e poi la Santa Messa che ha preceduto la processione. Il simulacro di San Giuseppe è stato trasportato dalla sua sede naturale, la chiesa del Rosario in piazza Cavour, alla chiesa madre, dove oggi ci saranno le solenni celebrazioni per il 19 marzo. Non manca naturalmente anche la tradizione popolare che a Favara è caratterizzata dalle tavolate di San Giuseppe e della famosa minestra che questa sera, grazie alla collaborazione con l'Istituto Ambrosini, la Proloco e l'Associazione San Giuseppe, sarà distribuita a tutti. Ma sentiamo l'arciprete Don Nino Gulli. La figura di San Giuseppe, come la figura dei santi, è attuale perché la santità è attuale. E la figura di Giuseppe è importante sia perché a Favara c'è una fortissima devozione, un legame con questo santo, ma per il significato che questa festa porta con sé. Non dobbiamo dimenticare che è anche la festa del papà, perché la Chiesa ci ha insegnato a guardare a San Giuseppe come colui che ha avuto questo ruolo unico, che è il ruolo di essere il padre di Gesù. La Chiesa lo venera come il custode della Santa Famiglia, al compito della paternità, al compito della custodia, il compito dell'attenzione nei confronti della Vergine Santa e di Gesù. Ecco che allora l'attualità di San Giuseppe sta proprio in questa sua unicità e oggi con questo momento siamo nel vivo della festa, abbiamo celebrato già i primi vespri di questa solennità, domani saremo impegnati con tutte le iniziative che coinvolgeranno al mattino le scuole per i momenti celebrativi e poi nel pomeriggio sempre le scuole con la realizzazione delle tavole votive, con l'Istituto Ambrosini che realizzerà la minestra in piazza, che poi dopo la celebrazione delle 18:30 benediremo e condivideremo tutti insieme. Tante iniziative che saranno l'occasione per riscoprire tradizioni e rivivere la nostra fede nel segno di San Giuseppe. Religiosità ma anche tradizione popolare che camminano di pari passo. L'uomo ha sempre sottolineato il momento della festa accompagnandolo con delle tradizioni e per noi che siamo siciliani la festa si fa soprattutto a tavola. Tutte le feste religiose hanno sempre dei dolci caratteristici o delle pietanze che l'accompagnano, le frittate, la minestra, le frittelle, le sfinge di San Giuseppe. Sono tutti segni che la comunità nel tempo ha utilizzato per sottolineare un aspetto che è l'aspetto della festa, quindi antropologicamente un fatto naturale e a noi piace ricordare quelle tradizioni perché in quelle tradizioni si è sedimentata la fede di un popolo.